La demenza, una patologia che colpisce in Veneto 66.000 persone, un numero destinato ad aumentare, ma con la demenza si può convivere. Lo ha testimoniato a Mestre Ellen Rockford Brennan, svedese, affetta da 9 anni da demenza. Ha raccontato quanto sia importante l'inclusione nel tessuto sociale per sentirsi normali ed evitare l'isolamento. No ai recinti, ha detto con passione nell'aula magna del padiglione Rama dell'ospedale All'Angelo, dove la Regione Veneto ha presentato la prima mappa web per le demenze a supporto di una fluida applicazione del nuovo percorso diagnostico terapeutico assistenziale. Per me la parola importante è aggiustamenti, sostegno, questo a casa, nei luoghi dove viviamo, stare lontani dagli ospedali perché noi apparteniamo al nostro territorio e il nostro territorio deve essere educato a conoscere che cos'è la demenza. Nel mio paese dove abito tutti sanno che io ho la demenza e questo dovrebbe avvenire per ogni persona che ha questa malattia e dovrebbe essere così in tutto il mondo. Quindi aggiustamento, ritocco è la parola chiave, perché noi stiamo bene, non in ospedale, stiamo bene in mezzo alla nostra famiglia, ai nostri amici, nella nostra casa, quindi niente ospedale nella misura in cui non sia estremamente necessario. Una mappa che indica i servizi a disposizione di chi soffre di demenza. Quali sono questi servizi? Perché spesso magari le famiglie si lamentano che non trovano adeguate risposte. Ma noi sappiamo, insomma, la mappa serve proprio per individuare bene chi fa cosa, quindi si parte sicuramente dai medici di medicina generale che devono intercettare la persona, la devono indirizzare, pensiamo ai distretti, poi ai nostri 26 distretti sociosanitari, pensiamo ai centri di decadimento cognitivo, i 31 centri che ci sono all'interno delle nostre aziende, per poi passare anche alle strutture, alla rete successiva, quindi alla domiciliarità, quali sono gli approcci, gli interventi quando una persona rimane presso il proprio domicilio, i momenti di sollievo, quindi pensiamo sia ai centri diurni ma anche ai centri sollievo che sono un'invenzione o comunque diciamo una invenzione, una lungimiranza tutta veneta che oggi dà delle risposte molto puntuali alle famiglie e alle persone fino ad arrivare ai centri servizi finali. La mappa, consultabile digitando http://demenze.regione.veneto.it, contiene tutte le informazioni utili e necessarie per i familiari, i medici, gli specialisti, i caregivers, gli infermieri, gli assistenti sociali, le associazioni. In Veneto ci sono 63.458 malati di età superiore ai 65 anni, 2.689 casi giovanili. Tra gli ultra 65 anni sono più colpite le donne.